Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Alle nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va. Non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi, non guarda i film già visti lei, non ama la pubblicità. E tutti lì a discutere, e tutti a dire chi va là. Si chiede la parola d'ordine, dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è, che faccia ha. La verità arriva quando vuole, la verità non ha bisogno mai di scuse. La verità è fatale, la verità. Buongiorno Alessandra, ricordo subito il numero WhatsApp per entrare in contatto con noi: 340 670 9659. A te la linea. Grazie Natalia, e la verità è che oggi è martedì 21 aprile, Natale di Roma. Un abbraccio e ben trovati da Roma, da dove ora sono collegata. E la città eterna compie, pensate un po', udite, 2779 anni. Tantissime le rievocazioni storiche, dalla musica alle visite ai fori imperiali della città eterna. Una città che la leggenda vuole essere stata fondata dal 21 aprile 753 a.C. da Romolo sul Colle Palatino, e Roma chiama e richiama i suoi turisti con le visite a Palazzo Senatorio, in Aula Giulio Cesare, ai fori imperiali, con lo street art, e in Milano, la capitale dell'economia che sempre si muove, risponde con il Salone del Mobile a Rho Fiera. Un salone che riunisce, pensate, 1900 espositori da 31 paesi. Il filo, la trama di tutto di questa edizione 2026 è un'architettura di contenuti e percorsi espositivi sempre più integrati. E la verità però ci sta aspettando, e la verità in questo momento ha il nome della saggezza e della competenza di un grande giornalista economico che mi accompagna molto spesso, il cui nome è Nino Sunseri. Caro Nino, eccoci qua sul pezzo della verità. Ciao Alessandra, buonasera a tutti. Tu sei sempre molto cara, quindi dico è sempre un piacere stare con te. Come tu ben sai, dico sempre la verità. E risponde al vero che ci sono oltre 50 miliardi di fatturato, 2,3% del PIL, 300.000 addetti con un export stabile. Lo ha ripetuto anche Giorgia Meloni poco fa, arrivando a Roffiera, al Salone del Mobile. Conti che ti tornano, Nino? Questo Salone del Mobile in crescita, sì. Come va l'export? Ma guarda, intanto ti posso dire che siccome ci sono circa 1 migliaio di eventi fuori salone, per vedere i più belli ci sono code infinite. Stamattina c'era un fuori salone in via Bigli, e per chi conosce Milano la coda arrivava da via Bigli fino a Piazza della Scala. Allora, un buon segno mi stai dicendo, tanti turisti, un evento che fuori salone che richiama ancora molto, no? Sì, ma il fuori salone è uno dei grandi eventi mondiali che richiama a Milano i prezzi non ti dico i prezzi degli alberghi o anche di qualche appartamento per questi 4 giorni, roba da fare impallidire veramente, cioè da 1.000 euro al giorno senza nessuna difficoltà. E la domanda è così alta che i prezzi esplodono. E Milano in questo momento è la capitale di tutto quello che gira intorno all'architettura, al design, alla creatività, e quindi vengono qui da tutto il mondo.
Bellissimo Speriamo tutto che questo, duri. molto rumore fattivo, un rumore che mi piace molto. Dicono i produttori, intervistati dai giornalisti della stampa internazionale e anche da noi italiani, beh sì, la situazione è quella di Hormuz, quella della guerra ovviamente Nino, è indecifabile e la guerra chissà quanto finirà. E propongono alla domanda che cosa chiedete alla politica, beh investiamo di più sulle nostre aziende, dicono di investire di più sulle aziende italiane. Tu sei d'accordo, Nino? Sì, bisogna investire di più sulle nostre aziende e soprattutto bisogna investire di più sulla diversificazione energetica. Era un problema, scusa, insomma, in 5 anni abbiamo avuto 2 grandi crisi energetiche, prima l'Ucraina, adesso questa. Cioè, oggettivamente una riflessione attenta su sugli approvvigionamenti energetici a questo punto va veramente fatta, perché Nino, finora mi piace siamo sempre usciti. Prego. Mi piace scorrere con te le notizie, tu lo sai. Poco fa Merz, il cancelliere tedesco, convoca il Consiglio di sicurezza sul caro energia e la UE dice, beh sì, c'è carenza di jet fuel possibile e l'obiettivo qui è chiaro. Merz ovviamente pensa alle cose di casa propria e dice le imprese e i cittadini devono contare sulla sicurezza, parliamo della Germania, ripeto, dell'approvvigionamento di gasolio, benzina e jet fuel. Mentre in Europa, come tu sai molto bene, si accelera, e come si accelera con l'Accelerate EU, è la risposta del vecchio continente al caro energia. Basterà questa risposta? Una risposta che non ne piace molto al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, che è stato qui da me 2 settimane fa e che ha rilasciato altre interviste dicendo non è certo una soluzione, non è. Se pensate che è la panacea potete dormire tranquilli, non lo è. Cosa pensi tu? Ma sai, io penso che purtroppo fra 3 giorni, speriamo tutti, la guerra finisca, il prezzo del petrolio da 86-87, quant'è adesso, ricrollerà a 76, 70, 76, come era prima della crisi, come era 2 mesi fa, e quindi purtroppo finita l'emergenza, l'attenzione dell'opinione pubblica e anche della politica si sposterà altrove e nessuno ci penserà più, anche perché obiettivamente risolvere questo problema non è semplice, è molto costoso e richiede tempi lunghissimi e quindi finora il problema è stato sempre risolto e lo è ancora adesso spostando le aree geografiche, cioè per anni e anni e anni siamo andati sulla Russia, poi in Russia è successo quello che è successo e noi italiani per esempio ci siamo spostati sull'Algeria e sull'Africa. Ma non è che poi è successo niente di strutturale, è semplicemente scelte tattiche di spostarsi da una parte all'altra, però il mondo continua a camminare a petrolio e a gas e continuerà a camminare a petrolio e a gas per decenni, perché fare un cambio, spostare la macchina è estremamente faticoso. È estremamente difficile. E il prezzo del petrolio, Nino, tu parli di petrolio, subito lo prendo su un vassoio di argento, anzi di oro nero per fare la battuta. Il prezzo del petrolio è in calo e le borse europee sono caute e in avvio. È un po' quello che tu ci avevi detto, sei stato un po' un oracolo in questo, perché tu avevi detto non tremate, state tranquilli, il prezzo del petrolio calerà, lo avevi preconizzato e tutto questo sconvolgimento dei mercati si ricomporrà perché in fondo i mercati, come abbiamo detto anche con Davide Tabarelli, lo ripeto 2 settimane fa, non ci credono fino in fondo. È così?
Sì, assolutamente. Io ti ringrazio di aver ricordato la mia previsione, però è così, ma d'altronde lo stai vedendo anche in queste ore, proprio in questi momenti, con comunque Hormuz ancora chiuso, i negoziati di pace che sono cominciati ma non si sa come e quando, soprattutto non si sa quando si fermeranno, se troveranno una soluzione, ma il petrolio che stava una settimana fa a 104 è già sceso a 86. I mercati, le borse stanno più o meno risalendo o comunque tengono, i tassi sui titoli di Stato stanno più o meno fermi, cioè come dire, la baldoria, se mi è permesso di chiamarla così, è più mediatica e politica che reale, cioè chi si occupa realmente di soldi sa bene che tutta questa, cioè nessuno si azzarda in questo momento ad aprire posizioni lunghe a rialzo sul petrolio, perché la prospettiva che scenda di botto da un momento all'altro è notevole, quindi il petrolio sta lì, le borse stanno lì perché tutti quanti si aspettano un ribasso, un rialzo del prezzo del petrolio, quindi un rialzo dei prezzi di borsa, ed è tutto. Quando io ero piccolo e guardavo la televisione da 6 giorni di Milano, c'era Maspes e Sior Paese, erano 2 campioni italiani di surplus, cioè stavano fermi sulle biciclette per tanto tempo, minuti e le borse stanno facendo come Maspes, come Sior Paese, cioè stanno ferme, tutti i mercati stanno fermi perché si aspettano da un momento all'altro una schiarita. Mentre l'Europa, abbiamo 2 minuti, Nino, ma ce la faremo, so che ce la faremo, e in Europa, come dicevo in anticipo, si accelera, o almeno l'Europa ci prova con Accelerate EU. E domani, che oggi è 21 aprile, Natale di Roma, domani dovrebbe essere quell'altro Natale, no? Il Natale dell'accelerazione, quello del 22 aprile appunto, dove sarà svelato l'arcano di questo piano sul caro energia, che poi verrà presentato diciamo più stabilmente a maggio. Si parla di tagli fiscali sull'elettricità, di obiettivi vincolanti su elettrificazione e misure di risparmio per famiglie e imprese appese e colpite da Hormuz. Ma si parla, Nino, e questo l'avevamo detto anche l'altra volta con te, di lockdown, una parola che nessuno vuol sentire, me per prima, energetico, e quindi di una chiusura energetica per questo impoverimento. Ora, noi dobbiamo aver davvero paura, o anche questa è una trovata mediatica? È un modo giusto, corretto di rapportarsi con la realtà, dicendo lockdown energetico? Cosa pensi? E poi veniamo a una battuta sul patto di stabilità e chiudiamo. Guarda, ti rispondo in una battuta: se la guerra finisce, se davvero entro domani trovano l'accordo, se ci risentiamo martedì prossimo di tutto questo, non ci ricorderemo. Con grande piacere. Di tutto questo non ci ricorderemo nemmeno, perché sarà tutta un'emergenza chiusa. Io continuo a insistere, è un problema di prezzo, non è un problema di quantità, e il prezzo in questo momento è governato dalla speculazione che, così come lo ha gonfiato, tra 3 giorni potrebbe tirar giù tutti i valori. Questo non significa che l'emergenza è finita. Dico, servirebbe una diversificazione energetica profonda, però è un impegno troppo lungo, troppo costoso, su cui sono abbastanza scettico.
Tanto fra una settimana, se domani fanno la pace. Senz'altro, ho già fissato l'appuntamento con te, Nino, martedì prossimo sarai beh. qui. Patto di stabilità, si riesce a avere una schiarita secondo te? Perché Ursula von der Leyen la nega questa sospensione, la nega fermamente. La Meloni è sempre più in forcing, lo sappiamo, per questa comunque crisi che c'è, è inevitabile negarlo, ma se la farà Nino ad avere un po' di schiarita su questo? Ma guarda, io non lo so, però quello che so con certezza è che se tu devi aprire una trattativa, è chiaro che all'inizio devi essere rigidissima. Se molli subito, quindi sto parlando della von der Leyen, che deve aprire una trattativa, avendo anche alle spalle un po' di paesi che, come dire, i famosi austeri, e quindi è chiaro che se devi aprire una trattativa con l'Italia e non solo con l'Italia sul superamento, comunque sulla revisione del patto di stabilità, è chiaro che in prima battuta dici che non si tocca niente e che è tutto... In seconda dovrei essere un po' più morbido, dici tu, in terza e poi quando la dire di trattativa sì, si apre, perché forse in fondo non ci crede neanche lei, mi stai dicendo Nino, neanche Ursula von der Leyen ci crede. No, anche lei comprende che è una cosa fondamentale, insomma, mi stai dicendo questo. Io ho capito, Alessandra, se tanto la verifica mi pare che sia a maggio, se da qui a maggio tutto si aggiusta, cioè in fondo quello che balla è uno 0,1%, quindi cioè che considerato l'ammontare del PIL italiano, lo 0,1 è veramente qualche miliardo. Insomma, montare una polemica così, andare a scardinare l'Europa, fare una baraonda per qualche manciata di miliardi, non lo so se lo fa. Se ne vale la pena. Però in questo momento è soltanto una trattativa, è soltanto teatro. Tu credi sia utile, no? Rimettere, insomma, toglierlo questo patto di stabilità, disinnescarlo in questo momento? Credi di sì, no? L'abbiamo detto anche l'altra volta con te. Come, scusa, non ho capito. No. Tu credi sia necessario sospendere il patto di stabilità? Sì? No? Guarda, sì, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Secondo me non è, cioè, si può fare, non è il patto di stabilità è una foglia di fico, è stato rotto, lacerato, rimesso insieme, è una foglia di fico dietro cui si nascondono tante realtà inconfessabili, nel senso di paesi che appunto continuano a sbagliare, altri che per ragioni politiche interne devono fare la faccia feroce. Il patto di stabilità è il totem attorno a cui c'è questo gran balletto di favorevoli e contrari, ma poi nella sostanza non succede assolutamente niente. Ok. Assolutamente. La verità, Nino Sunseri, grazie di avercela raccontata anche oggi e ti aspetto martedì per fare un po' di tutto ciò che ci siamo detti. Vediamo se quello che dico avrà avuto un senso. Avrà avuto un senso oppure no, vediamo un po' se le tue previsioni, insomma, vediamo un po' se sei l'oracolo di Delfi o se sei l'oracolo della verità. Vediamo un po' Nino. Grazie Nino Sunseri, a presto, martedì. E andiamo, corriamo con il gran ballo dei consumi, piccolo stacco musicale e ritorniamo. La verità è che tutti possono sbagliare. Devi sapere da che parte stare. La verità fa male.
Si cercano i colpevoli, si ascoltano psicologi. Di nuovo a te la linea, Alessandra. E allora siamo un po' in ritardo, è 16:23. Presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo, avvocato Gianluca Di Ascenzo, ci difende lei da tutto questo rimescolarsi di consumi, di prezzi che si impennano? Come facciamo? Ci proviamo nel senso che noi proviamo a segnalare alle autorità competenti quello che potrebbe essere rischio speculazione in questi momenti, in modo tale da cercare di non aggravare ulteriormente la situazione già difficile delle famiglie italiane. Ecco, lei è anche membro, siede al tavolo di un importante comitato che è in Europa, il Comitato Economico Sociale Europeo. In sostanza, lì rappresenta tutti noi consumatori, un incarico abbastanza bollente, no, Presidente? Che si dice in Europa? Perché l'Europa sta provando, lo dicevamo con Nino Sulferi poco fa, ad accelerare con un piano che si chiama proprio Accelerate UE, ma sta accelerando l'Europa perché quando sentiamo parlare, lo dicevamo prima con Nino, di chiusura, di lockdown energetico, cioè di tornare a questa forma di austerity. No, questa musica non è fatta per le nostre orecchie, ma soprattutto, come dicevamo con il presidente di Nomisma Energia, lo richiamo sempre perché è un punto di riferimento per noi, Davide Tabarelli, è corretto tutto questo? Cioè davvero può esserci d'aiuto? In una battuta, e poi voglio andare su un tema proprio molto, come dire, qualcosa da bere, glielo dico tra poco. Primo punto, vediamo. Quello che posso riferire è che le preoccupazioni che abbiamo noi italiani sono condivise dai consumatori degli altri paesi europei, tant'è vero che il CESE in tema di energia ha sostenuto l'importanza di investire sulle rinnovabili per cercare di diminuire questa dipendenza dalle fonti fossili che oggi ci costringe e ci mette in difficoltà a livello internazionale. Il fatto che, così dice, ma comune mezzo gaudio, non è questa la realtà, insomma noi siamo tutti quanti preoccupati, aspettiamo quello che succederà domani, anche se le anticipazioni insomma non è che ci piacciono molto. E allora mi ha risposto conciso e come sempre molto preciso. Quello che dicevo prima, qualcosa da bere, non è un tè, non è la Coca-Cola, non è un caffè, non è un cappuccino, ma è un bene di prima necessità. Noi proprio nessuno può farne a meno. Abbiamo parlato con lei di aumento dei fertilizzanti, del cacao, alla vigilia di Pasqua, ma ora pure l'acqua, la bevanda primaria, perché c'è un allarme del Codacons e vediamo se corrispondere a verità. L'effetto Hormuz fa impennare sì i prezzi, ma i prezzi dite voi dell'acqua minerale, cioè che tipo di stangata dobbiamo aspettarci. In più, ricordo sempre che c'è quel prezzo che non ci piace affatto, quel prezzo sulle bottiglie di plastica, anche le piccole bottiglie che vanno fino ai 6 centesimi, cioè aumentano di 6 centesimi. Com'è? Sì, infatti Alessandra, siamo molto preoccupati di quello che sta accadendo e l'abbiamo segnalato all'antitrust, ossia quello che ci è stato riferito e che abbiamo appreso è che i fornitori delle materie prime, a causa del conflitto che tutti quanti conosciamo, stanno minacciando di non consegnare i materiali se non vengono rivisti gli impegni contrattuali già assunti. Che vuol dire questo? Che se non vengono consegnati i materiali, il rischio attuale, e speriamo che venga chiaramente non si verifichi, è che il prezzo dell'acqua minerale che noi consumatori siamo abituati a comprare possa arrivare ad aumentare anche di 5-6 centesimi, ad esempio una bottiglia di 1,5 litri, perché la mancata fornitura delle materie prime potrebbe comportare, e quindi se non si accettano le nuove condizioni i produttori di acque minerali sono costretti o riescono a trovare delle fonti alternative, ma se non dovessero riuscire e se invece la situazione rimane quella che ci è stata descritta, il rischio è che per poter avere la materia prima per poi dopo realizzare i tappi piuttosto che le bottiglie e quant'altro, devono accettare questi aumenti che inevitabilmente, per nostra esperienza, verranno a cascata in tasca dei consumatori, che potrebbero vedere questi aumenti che chiaramente non ci fanno piacere. Non è una gran bella notizia e sinceramente non ce l'aspettavamo, perché quando si parla di acqua, insomma l'acqua è il bene imprescindibile, no? Poi c'è questa doppia frenata, una doppia frenata che è quella di salari e consumi. Per quanto riguarda il quadro complessivo, e poi chiudiamo, dell'inflazione, con gli stipendi e i risparmi che sono
completamente sempre purtroppo al palo. Come noi possiamo respingere anche e soprattutto in azioni quotidiane, proprio di tutti i giorni, come possiamo noi respingere il doppio attacco dell'inflazione, da una parte versante stipendi e da una parte risparmio che comunque dobbiamo tutelarlo, dobbiamo star lì a cercare di proteggerlo con i consumi che ovviamente dobbiamo avere, no? Perché noi dobbiamo per forza di cose consumare, ma che dobbiamo contemporaneamente tenere a freno. Sì, esatto, perché non dimentichiamo che secondo alcune stime circa il 42% dello stipendio di una famiglia, quindi della capacità economica di una famiglia, viene utilizzato per la spesa alimentare, per i trasporti e per le utenze. E quindi stiamo parlando di circa 1000, queste sono medie ovviamente, quindi però per darci un parametro di riferimento e capire che cosa si può fare. Cioè se noi spendiamo circa 1160 euro sui 2700 disponibili sui trasporti alimentari e utenze, è evidente che se aumentano i prezzi e la coperta, come abbiamo sempre detto, rimane invariata, anzi è più piccola, e quindi quello che possiamo fare noi è quello che abbiamo sempre detto: cercare di dare una mano a ciò che ci sta vicino nel territorio, quindi andare a accorciare la filiera dei nostri approvvigionamenti in modo tale da aiutare ad esempio i nostri agricoltori, i nostri territori, chi produce sul territorio per aiutarli a resistere in questo momento difficile, in modo tale da aiutare l'economia del territorio, cercare di risparmiare perché si tagliano i passaggi nella filiera, perché noi tante volte l'abbiamo detto, quando leggiamo l'etichetta e non vediamo qual è l'origine del prodotto, e ci capita di acquistare prodotti che fanno dei viaggi incredibili in Europa e che vengono fuori dall'Europa, quando in realtà sono prodotti agroalimentari che noi produciamo nel nostro territorio e che anzi sono delle eccellenze. Quindi attraverso una maggiore consapevolezza nella spesa noi possiamo ottenere un duplice effetto: da una parte quello di consumare meglio in qualità, cercare di spendere meno e al tempo stesso anche di aiutare l'economia dei nostri territori per evitare la desertificazione. Chiaro Presidente, e allora sono le 16:30 e per noi è un momento di pausa perché andiamo a Rumore, dove oggi intervisterò un giovane imprenditore di successo, un osatore. Vediamo un po' in questo clima così deprimente come si riesce ancora e come si fa ad osare ad essere imprenditori. Io per ora la saluto, la ringrazio e ci sentiremo presto, perché acqua, vino, caffè, cacao qui è tutto un bailam di consumi e dobbiamo vedere come possiamo risparmiare, non trova? Assolutamente sì, è sempre un piacere intervenire ai vostri microfoni. Grazie ancora. A presto. Andiamo un attimo in pausa, Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Rumore. È stato un crimine mettere all'asta il posto tuo, insostituibile, quello che fu davvero mio, profumo inequivocabile, presenza che mai più toccai nei silenzi del mondo che rimpiange noi, oltre ogni limite. Il mio pensiero sta tornando a te, all'abitudine piacevole, che poi di noi si innamorò,
la linea, Alessandra. Grazie cara Natalia, lì da Milano. Sei andata al Salone del Mobile tu, Natalia? Non ancora. Non ancora. Insomma, un evento di gran rilievo che fa gran rumore. 2 eventi, Natale di Roma oggi e Salone del Mobile a Milano. E allora, cari amiche e amici di Pop Economia Rumore e Radio Libertà, con questa tripla frenata, tripla, e dico tripla, stipendi, risparmi, salari, e col potere di acquisto delle famiglie completamente al palo, molto bella la canzone di Renato Zero che ci introduce questo nuovo ospite, non tanto nuovo, sapete, perché è già venuto in chiusura dell'anno precedente quando c'era il Natale. Quanti limiti, e ne richiamo al pezzo del grande Renato, deve avere oggi un imprenditore in questo clima così deprimente e depressivo, dove si parla in questi giorni, lo avete sentito, l'abbiamo detto con Nino Sunseri, col presidente del CODA, con Gianluca Di Ascenzo, di lockdown energetico. Quanto poi deve osare un imprenditore per avere e consolidare il suo successo? E allora oggi io ho richiamato un osatore, lo chiamo così, una storia di successo, quella che ci piace tanto raccontare, tante ve ne ho raccontate, tutta made in Italy. Sapete, non è benvenuto al sud perché lui viene dal sud, ma dirama il suo successo e il suo senso di imprenditorialità in tutta Italia. Lui è Savino Novelli, founder e CEO di Master Group, è al timone di una holding industriale che dipanna la sua rete commerciale così estesa e così dinamica in tutta Italia. Savino, è in linea? Sì, sono qui. Buonasera Alessandra. Eccoci qua, e allora ben ritrovato, lei è venuto, vedevo qui, il 16 dicembre, ci salutavamo, ci facevamo gli auguri di Natale per l'anno insomma che sarebbe venuto, che ora è in corso, siamo già ad aprile. Come vanno le cose? Come si sente lei? Sempre positivo? Ma sempre super positivo. Tra l'altro, guardi, ha messo una canzone in apertura che è dal titolo Oltre ogni limite e credo proprio che mi rappresenti alla grande, perché siamo abituati ad andare oltre ogni limite anche delle difficoltà, perché molto spesso i limiti sono nella nostra testa. A me piace un sacco, come lei sa, diffondere messaggi di positività, perché ci devono tenere sempre vivi e sempre accesi, e richiamo anche il nome della sua bellissima trasmissione, che ci consentiranno sempre di poter far rumore. Ecco, e allora io voglio dirle subito, in questo momento così difficile, dove noi tutti siamo abituati a cercare di frenare i consumi, ma dobbiamo consumare, e vogliamo gli stipendi più alti, ma gli stipendi sono sempre al palo, dobbiamo per forza risparmiare. Lei come fa ad essere positivo nella sua dinamica imprenditoriale? Ci racconti un po', innanzitutto ci rispolveri un po' di che cosa si occupa brevemente, in modo che tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori possano capire. Allora, consideri che io ho un gruppo industriale che si occupa di diverse attività, partecipiamo a diverse compagini societarie, abbiamo circa 27 partecipazioni societarie che variano dalle telecomunicazioni all'energia, alla sanità, all'assicurativo, al mondo dell'editoria, quindi spaziamo in diversi ambiti e quindi non posso che vedere il bicchiere per forza mezzo pieno, perché molto spesso, anziché essere lì a crogiolarci su noi stessi, dobbiamo necessariamente cercare di comprendere cosa possiamo fare per poter migliorare anche le nostre performance di stipendio. È chiaro che parlo da imprenditore, quindi mi viene facile anche dire che la difficoltà molto spesso anche del dipendente, quella di poter arrivare a fine mese, è perché in qualche maniera ha bisogno di strumenti che gli possano consentire di poter fare meglio, di poter fare un salto di qualità. E qui avrei anche tante cose da dire, perché molto spesso non è l'incapacità del dipendente di poter fare meglio o guadagnare di più, è che non si conoscono le regole del gioco, le regole dell'economia, che ecco, quali sono le regole del gioco? Qual è la chiave? Ci dica un po'. Beh, la regola chiave è sicuramente apprendere il più possibile dalla lettura, da quelli che possono essere gli spunti che le persone un po' più grandi di noi dal punto di vista filosofico hanno lasciato in eredità, quindi apprendere effettivamente come potersi rivolgere a questa economia che molto spesso è così tanto depressa, ma non sempre in tutti i settori, perché siamo un po' come dire, ci lasciamo prendere un po' troppo dalle cose negative, da tutto quello che è negativo, e non guardiamo in effetti a quello che
può essere il positivo. Il positivo per me è comprendere assolutamente come si fa impresa e comprendere come si può migliorare anche nella propria impresa e quali sono le necessità e le informazioni che un imprenditore deve avere per poter scalare la sua attività, per poter fare assolutamente meglio di quello che ad oggi si riesce a fare. Ecco, è così che lei ha vinto, Savino, cioè quando è passato da venditore a imprenditore, perché questa chiave, no? Questo momento chiave della sua vita è quello che affascina di più, no? Per il quale insomma molti la intervistano, e a passare da quello che guadagnava, che era una cifra, mi ricordi lei, 50 euro a settimana, ad una cifra invece molto cospicua. Ecco, quando è scattato questo passaggio, come è scattato? Ce lo racconta in breve? Assolutamente, è semplicissimo. Semplicissimo, ma davvero così? No, perché se è semplicissimo mettetevi tutti in ascolto, che tutti vogliamo diventare come lei. Ci dica. Assolutamente, lo racconto anche brevemente, senza alcuna presunzione, ci mancherebbe altro, ma consideri che il passaggio io lo chiamo così, da venditore a imprenditore, non fa null'altro che continuare a vendere, perché io anche come imprenditore oggi, nella posizione che ricopro, continuo a fare le mie vendite, chiaramente non dirette ma in accordi commerciali e industriali un po' più importanti, ma quando ho fatto il passaggio avevo compreso semplicemente che bastava organizzare meglio le vendite che venivano fatte, e da lì nasce poi l'impresa, perché l'imprenditore non è nient'altro che un venditore più evoluto che è stato in grado non solo è stato in grado, ma anche capace di poter organizzare i vari reparti, le varie persone, per poter poi effettivamente condurre la sua impresa verso il successo. Quindi quando dico che è semplice, è chiaro che lo banalizzo e esaspero il concetto, ma per dire che non è nemmeno tanto così impossibile. E qui mi viene assolutamente in mente un aforisma che io amo, che dice questo, che quando un uomo ha posto il limite a quanto può fare, ha posto il limite a quanto farà. E torniamo alla canzone iniziale, no? Senza limiti. Sempre senza limiti. Sempre senza limiti. Lei starà sicuramente seguendo le vicende di questi giorni, di queste ore, diciamo quelle che vanno di minuto in minuto, perché con la chiusura, la riapertura di Hormuz, la guerra in Iran, tutto quello che è successo ha stravolto le vite delle imprese, delle famiglie, e stravolge anche un po' emotivamente tutti noi poveri mortali, tutti i giorni che siamo qui appesi, come dico io, ad Hormuz. Ora c'è il vecchio continente, l'Europa, ne parlavamo poco fa con Nino Sunseri, grande giornalista economico, con il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, e dicevamo così: ora Bruxelles ha messo in cantiere un piano da 660 miliardi, non pochi, e dice così: meno tasse e caccia ai capitali privati. Vuole cercare di attutire questo caro energia con l'Accelerate UA. È un piano che la Commissione svelerà domani e che è in programma a maggio, un piano abbastanza cospicuo, ma si torna a parlare di lockdown energetico, e queste misure molto forti, molto imponenti, dovrebbero essere misure erga omnes, cioè diciamo rivolte un po' a tutti. Lei pensa che questa possa essere una soluzione, la soluzione, oppure pensa che queste misure debbano essere tarate per ogni esigenza, e in particolare ora c'è qui lei, quindi l'imprenditoria, l'agricoltura, diciamo i vari campi, i vari settori vessati, e poi pensa che il lockdown energetico possa essere davvero una soluzione? Qui si parla di austerity, di lockdown anche a livello proprio commerciale, quindi di smart working, insomma tutte quelle cose che sentivamo dopo la pandemia, che abbiamo già vissuto e che abbiamo visto che non hanno portato alcun effetto positivo all'economia non solo italiana, ma all'economia in realtà non solo dell'Europa ma del mondo. Quindi credo che assolutamente il lockdown energetico sia una misura estrema e che non abbia assolutamente nulla a che fare con gli impatti che dovremmo riguardare. Quindi credo che l'Europa stia andando in una direzione assolutamente sbagliata, perché per ridurre forzatamente i consumi energetici ci portano inevitabilmente ad un collasso del sistema economico. Quindi non si può pensare che da una chiusura forzata possa nascere qualcosa di buono, perché da una parte riduci i consumi, dall'altra invece eviti che il consumismo
non solo delle imprese ma anche dell'economia italiana possa in qualche maniera impattare positivamente sul resto dell'economia. Quindi da una parte pensi di fare qualcosa di positivo, dall'altra distruggi l'economia reale. Quindi qualcosa che per me è assolutamente da evitare. Non sono queste le modalità per poter intervenire sui consumi. Sicuramente va utilizzata una strategia che in qualche maniera possa limitare quelli che sono i consumi, ma non è nemmeno la strategia giusta, perché il problema nostro della produzione dell'energia in autonomia come paese sicuramente non passa da una riduzione, passa sicuramente da una partita che è quella delle rinnovabili, sulle quali credo molto, tra l'altro ci ho anche investito perché dobbiamo essere un paese più green, senza escludere, leggevo in ultima intervista di Tabarelli, che è assolutamente in linea con quello che penso anch'io, senza escludere o demonizzare il carbon fossile, perché anche lì in questa fase non possiamo pensare di essere completamente autonomi, quindi oltre che demonizzare vanno trovate delle soluzioni, e quello che a mio avviso deve fare l'Europa, e anche abbastanza velocemente, è incentivare maggiormente la nostra indipendenza dalle energie fossili, dall'acquisto anche di energie di gas dagli altri paesi, e consentirci in qualche maniera di reinvestire negli impianti fotovoltaici di biometano, temi tra l'altro abbastanza sensibili anche per me. Lei non so se ha letto, diciamo, di qualche mio intervento anche in società di questo tipo, ma sono anche abbastanza attivo. Adesso stiamo realizzando un impianto di biometano per produrre energia pulita, per produrre gas pulito. Molto interessante. Si aggiornerà su questo, strada facendo. Non ho capito, mi scusi. Ci aggiornerà su questo strada facendo. Con molto piacere, Alessandra. E allora, ultima battuta, perché qui il tempo corre, Savino, sa, e noi di energia ne abbiamo molta, ma insomma la risentirò presto perché l'energia è il tema del momento. ETS, Emission Trading System, è il sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2. Ora la Premier Meloni chiede di sospendere urgentemente l'applicazione della misura, che va per la produzione di elettricità da fonti termiche, e quindi si parla di rivedere queste EST, cioè queste quote, lo dico in maniera semplice, di emissione che le imprese poi devono acquistare, e quindi per alleggerire le imprese. Può essere un'opportunità, lei è d'accordo, visto che lei è un imprenditore dell'energia? Guardi, sulla parte degli ETS in maniera molto semplice, credo che sicuramente far pagare alle imprese un costo per poter gravare ancora di più su quelli che poi a cascata si ribalteranno sui costi che l'utente finale in qualche maniera si troverà a ripagare, sicuramente non funziona. Che vengano tassate le aziende che non producono energia pulita, sicuramente anche lì è qualcosa da poter valutare, ma la Premier Meloni credo che abbia fatto qualcosa di assolutamente giusto, perché oggi impattare sempre e solo sulle aziende, che poi, mi consenta, ma sono il fulcro dell'economia e il motore dell'economia italiana, credo insomma sia qualcosa di assolutamente giusto. Quindi mi trovo assolutamente allineato a quello che è il principio poi della tassazione meno impattante per le imprese, perché in qualche maniera il tutto viene poi ribaltato sui cittadini. Quindi assolutamente sì, assolutamente in linea, e se anche in qualche maniera si possono comprare quote di ETS da parte di soggetti terzi per poter migliorare le performance e le meno emissioni, anche lì mi sembra assolutamente una baggianata, perché non si può demandare ad un terzo l'acquisto anche dei certificati bianchi e produrre di meno. Se un terzo sta producendo di meno, perché il concetto quale è molto semplice, un terzo produce di meno, io compro quello che il terzo sta producendo meno, quindi assolutamente non funziona così. Quindi l'intervento è assolutamente in linea con quello che è il pensiero mio, ma il pensiero anche di una persona liberale che sicuramente guarda al mondo delle imprese come il motore trainante dell'economia italiana. Trainante della società liberale e liberista. Ci trova perfettamente in linea, perché il nostro cuore batte
per le imprese, oltre che per le famiglie ovviamente. 16:47, io le dedico un altro minuto perché è molto interessante parlare con lei, una battuta velocissima. Una volta Maurizio Costanzo avrebbe detto consigli per gli acquisti, no? Diciamo un po' i consigli, l'abbiamo detto anche con il presidente del Codacons, per i consumatori, visto che lei mette a disposizione anche delle misure per i consumatori, delle offerte anche cerca di vincolarle per risparmiare. Come devono comportarsi in linea generale ovviamente i consumatori secondo lei oggi? Allora, guardi, il consumatore esperto fa già quello che le sto per dire, quindi mi rivolgo forse ai consumatori meno esperti che non riescono, come è giusto che sia, perché è veramente complicato leggere una fattura di un operatore e comprendere quelli che sono i costi e i consumi. Ma il mio consiglio al momento è molto semplice: verificare l'offerta che è attiva in questo momento, in questa fase, sui propri conti, quindi verificare se l'operatore gli sta applicando un prezzo in linea con quello del PUN e verificare se effettivamente si riesce ancora oggi a trovare un'offerta differente. Io per deformazione professionale ho sempre preferito le offerte variabili, perché le offerte variabili ti danno la possibilità, è vero che in questi periodi un'offerta variabile ha un impatto più importante sul conto bolletta del cliente, ma guardata sul lungo termine l'offerta variabile è quella che ti riesce a consentire di avere sempre un prezzo più basso. Ma guardando anche ad oggi quello che i clienti non hanno, magari quelli che non hanno avuto modo di poter scegliere un'offerta adeguata, vi consiglio assolutamente di guardare in maniera molto semplice qual è il costo della materia energia, dividerla per il kilowattora che il cliente ha consumato e verificare che prezzo gli viene applicato. Dopodiché, e tra un po', non vuole essere uno slogan, ma proprio per essere vicino ai consumatori, rapido, lo troveranno tutto facilmente sul nostro nuovo portale che si chiama convienequi.it, dove potranno sempre verificare l'offerta più conveniente per loro. Ottima informazione. E allora siamo davvero in chiusura, 16:49, ho un collegamento dal Salone del Mobile, ma ci siamo e allora vorrei chiudere con lei con un pensiero, non mi piace dire frase, pensiero di un notissimo, bravissimo, superlativo psicoanalista Massimo Recalcati. Il peccato più grande è quello di venir meno al proprio talento e quindi alla forza affermativa della vita. Lo dico a lei perché lei è un giovane imprenditore che già ha scalato molte vette del successo, è d'accordo? Assolutamente d'accordo. Io richiamo invece ancora una persona ancora più grande, che era Gesù, che nel Vangelo ci diceva che ad ognuno sono dati dei talenti e quei talenti ci sono dati per poter ricambiare quei talenti in una moltitudine di talenti. Quindi ci verrà chiesto conto di quanto avremo utilizzato il nostro talento e messo a disposizione degli altri. Grazie a Savino Novelli, 16:50, io la saluto, la ringrazio e la richiamerò Grazie a lei presto. e grazie agli ascoltatori, a prestissimo, grazie ancora. Da spazzarci via per restare solo ed unico, una splendida pazzia. A te la linea, Alessandra. Grazie Natalia cara. Allora, dal Milano Design Week non è una splendida pazzia, sembrerebbe ma non lo è, perché lo leggo qui, gliel'ha dedicato Libero un articolo, un pezzo, l'emergenza, una installazione pensata per gli sfollati di terremoti, frane e alluvioni, tubi innocenti per abitare, dedicato proprio all'emergenza. E quante emergenze stiamo vedendo in questi giorni. Andrea Lombardi, interior designer, collegato proprio dal Milano Design Week. Buon pomeriggio Andrea. Salve, buon pomeriggio. Che cosa ci racconta? Allora, noi abbiamo parlato in apertura di questo evento importantissimo, il Salone del Mobile, ma voi siete in questo spazio dove avete installato, dove avete esposto questa opera, no? Questo lavoro che è un lavoro particolare e molto interessante. Prego.
Allora sì, come ha già anticipato lei, stiamo vivendo in un periodo dove appunto le emergenze sono sempre più della vita di tutti i giorni, diciamo. Ogni giorno purtroppo siamo a conoscenza di notizie che sconvolgono un po' quella che è la nostra quotidianità. Noi, il nostro progetto, diciamo, nasce dall'intenzione di migliorare una soluzione che già ad oggi è esistente, ovvero quella delle palestre dopo un terremoto, un evento sismico. Attualmente, diciamo, l'iter è gestito in più fasi, quindi dopo 48 ore le persone possono essere divise all'interno sia delle tende che conosciamo già tutti, che anche all'interno delle palestre, con la piccola differenza magari che all'interno delle palestre vivono una condizione più precaria, quindi magari persone ammassate fra di loro, non c'è una divisione effettiva degli spazi, luci sempre accese in un momento così tanto particolare, ovvero il momento in cui hanno perso tutto. Quindi noi attraverso il nostro progetto, appunto fatto di tubi innocenti, scelti proprio per la loro facilità di montaggio, economicità e trasportabilità, abbiamo creato e sfruttato la verticalità della struttura che la ospiterà, ovvero appunto quella della palestra, cercando di, attraverso appunto un piano terra che è dedicato più ad una sfera privata, attraverso appunto questi moduli di 2,5 metri per 2, di 2,5 metri per 2, che appunto sarebbe il minimo necessario durante un'emergenza per far vivere all'interno una persona. Questi moduli sono contenenti appunto di pochi oggetti molto semplici, ma che si pongono l'obiettivo di essere migliorativi rispetto alla situazione che stanno vivendo, ovvero una poltrona che potrà essere trasformata in un letto, un portaoggetti espandibile e ampliabile nel tempo, quindi man mano che le persone riusciranno a recuperare quelli che sono i loro oggetti, ci sarà uno spazio apposito dove poterli inserire, e una lampada molto semplice che potrà fornire luce lì dove a loro serve effettivamente, in quanto appunto attualmente c'è questa palestra dove le luci sono sempre accese e molte volte le persone si trovano a vivere anche quella che è la vita un po' degli altri, mentre nella nostra soluzione cerchiamo di farli isolare un po' nel loro spazio privato per un'elaborazione del trauma nel loro corretta. mondo affettivo, quindi, no? Mi stai dicendo, Esatto, giusto? esatto, E sì. Vivo è il nome, leggo qui, Vivo è l'evoluzione Vivo, sì, dell'omonimo esatto. progetto di Pesi Esatto, in esatto. interior design, e li nominiamo tutti degli alunni, ecco qua: Tommaso Cavalli, Chiara Gorni Silvestrini, Sofia Lipoli, che doveva essere oggi qui con noi ma che aspettiamo per una prossima volta, e proprio Andrea Lombardi, la voce che ci parla in questo momento, neodiplomati dello IED, un diploma molto importante. Complimenti davvero. Avete avuto Grazie già riscontri, avete avuto che tipo di stima, insomma, avete in questi momenti, in queste ore? Piace questo lavoro, questa opera? Allora, diciamo che seppur siano passati soltanto pochi giorni, perché effettivamente in realtà l'inaugurazione è proprio oggi, però diciamo è accessibile al pubblico già da ieri, stiamo già avendo molti riscontri, molti più di quanti ce ne aspettavamo, essendo appunto dei neodiplomati. Avevamo anche noi molta paura che appunto il progetto potesse avere qualche piccola criticità, cosa che in realtà non è così, perché stiamo ricevendo davvero tantissimi riscontri e tantissime proposte già di incontri successivi alla fine della Design Week, per cercare di capire effettivamente se questo progetto possa diciamo continuare a essere magari preso in considerazione, e poi magari chi lo sa, magari ipotizzarla come soluzione definitiva delle palestre. Bene, allora sono un pochino in ritardo sulla tabella di marcia, io la saluto, ti saluto, ti permetto di darti del tu per la giovane età, Sì, ma assolutamente. grande la professionalità e soprattutto anche la bravura e l'originalità di questa idea e di questo lavoro. Ci direte poi che tipo di successo ha avuto e che tipo di riscontri avete avuto, quindi vi risentirò presto. Grazie, chiudiamo questo Assolutamente, collegamento grazie da a Suoni del voi. Mobile. Grazie molte. Salve. Un minuto soltanto per ricordare che
oggi sì è il Natale di Roma, l'ho detto in anticipo, in apertura, e una grande manifestazione, un grande successo ha avuto Idee per il futuro, l'ho speakerato anche nel precedente martedì, nel cuore di Roma, si parla di bellezza di Roma e allora vogliamo ripeterlo. Si è tenuto questo evento fino al 18 aprile, che si è chiuso il 18 aprile nella suggestiva sala del Tempio di Vibia, Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, terza edizione di Idee per il futuro. 5 giorni sono stati di incontri dal 14 al 18 aprile, quindi si è appena chiusa, e ci sono stati grandi personaggi, sono intervenuti voci autorevoli del giornalismo, della filosofia, della psicoanalisi, della scena culturale, dell'impresa e delle istituzioni italiane ed europee, come Brunello Cucinelli, ne dico alcuni, Chiara Francini, Dario Fabri, François Hollande, Luca Zaia, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ne ho citati solo alcuni, e ecco qui. E allora siamo in chiusura, 16:58, una puntata molto fitta, molto intensa, un po' come sempre diciamo, e vi saluto dal sole di Roma e abbraccio Milano e voi naturalmente, care amiche e ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà e Pop Economia Rumore. A martedì prossimo. Avete ascoltato Pop Economia.